Valentina, ma dove siamo oggi? Dove siamo? In un posto bellissimo dove ormai ci sentiamo a casa, a Chiaramonte Gulfi, Gulfi, sì. dove c'è sempre la nostra amica Katia ad accoglierci. E oggi una chicca che voglio mostrare a tutti i nostri amici di Vivo Mangiando, perché sto scoprendo lo sfilato siciliano, un'arte antichissima. Venite? Entriamo dentro il museo dello sfilato. Katia, noi non sappiamo ricamare, vero? No, completamente. Io da piccola avevo imparato a fare l'uncinetto e il punto croce, ma qui parliamo di altri livelli, perché si parte da un pezzo di lino, è vero signora Maria? Sì, Si sì. parte dal lino, Dal che lino. poi va sfilato. Si Sfilato. devono contare i fili, si fanno dei quadratini, c'è un lavoro assurdo che adesso però vogliamo far vedere un attimino. Allora, questo è il Andiamo. museo dello sfilato, troviamo tanti lavoretti. Questo l'ha fatto la mamma della signora Maria ed è un asciugamano, guardate che finezza. Tra l'altro qui parliamo di sfilato e di punto 400, vero? 400, 500, sto imparando qualcosina. Sono i punti dello sfilato siciliano, 400, 500 e 700. E 700. 700 è quello pieno, 400 è quello che avete visto che lo faccio io. Vediamo adesso, vediamo due cose, vero Katia? Sì, certo. Allora, la signora Maria ci ha fatto vedere il cerchio con cui sta lavorando. Ecco qua. Questo è il lino. Sì, questo è mio. Con un semplice ago si tirano i fili, Sì. si ottengono questi quadratini, guai a sbagliare. Infatti poco fa la signora Maria ci voleva mostrare qualcosa, però noi la facevamo distrarre e insomma era preoccupata di sbagliare perché poi non c'è modo di rimediare, quindi bisogna stare proprio attenti. E insomma, e piano piano si ottengono dei disegni. C'è una cosa molto bella, Katia, la facciamo vedere, il letto? Sì, il letto. C'è il letto che poi ci fa vedere quella che era la dote che una volta si preparava per le figlie, per le nipoti. E qui c'è un lavoro immenso. Ecco qui. Questa è la coperta, il copriletto. Sì, è la dote che una volta le mamme o le nonne facevano per i figli, per la figlia che si sposava, dunque era molto importante, impegnativo, ma iniziavano anni prima a fare queste... Per fare una cosa del genere ci vogliono certo. mesi, forse anni. No, ma anche anni. Daniele, ho imparato la differenza tra il punto 400 e 500. Il punto 500 è questo pieno, vedi? Dentro è pieno. Questo è il 500, mentre questo è diverso. Non so se in video si percepisce, ma questo è il 400. È tutta un'altra cosa, anche un po' più elegante. Se vi trovate nel Ragusano, non perdetevi Chiaramonte Gulfi, perché è davvero un gioiellino. E magari contattate l'associazione 8 marzo perché vi sapranno consigliare anche sulle cose da fare, da vedere. Da vedere. E poi noi abbiamo già una data perché ritorneremo presto qui a Chiaramonte. Torneremo qui a giugno, il 13. Sì, contato per il 13 e il 14 giugno a Chiaramonte faremo la festa del grano. E dove c'è grano e c'è pane e c'è pasta, ci sono anche io, ci sarete anche voi, spero. Quindi segnatevi questa data perché sarà una bella festa. Grazie mille. Ciao amici, seguiteci anche su Bella Sicilia.